Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Mancano poche ore perché io questo video lo sto registrando alle 4 di pomeriggio, quindi non penso ci siano ulteriori mosse di mercato da parte della SSC Napoli in questo mercato di gennaio, dove tu hai comprato solo Tuanzebe, che non è questo grandissimo giocatore affermato come ha fatto l'Inter con Gosens, con Caicedo, o la Juventus l'ha fatto con Vlahovic e quell'altro giocatore non mi ricordo come si chiama, perdonatemi amici juventini, e poi si è portata avanti per prendere Gatti. Benissimo. Detto questo, per prima cosa mi raccomando iscriviti al canale di Neapolis 1926, è gratis, gruppo Telegram, Instagram, è tutto in descrizione, lo trovi facilmente. Voglio, perché come lo sappiamo oramai la società SSC Napoli, quando c'è il calciomercato pensiamo più a guardare quegli altri, perché io ho fatto uscire pochissimi video di calciomercato, anzi sono proprio uno degli youtuber tifosi napoletani che non fa uscire un video al giorno sul calciomercato o sulle altre squadre, perché non mi interessa sinceramente il calciomercato del Napoli, ma non perché non ci siano da portare nomi al riguardo, anzi si parlava di Gatti, si parlava di tanti giocatori, Olivera che sembrava dovesse già venire a Napoli a gennaio al posto di Gulam, poi Gulam non ha trovato un accordo con la Lazio, oppure il Napoli non ha trovato un accordo con il Getafe o con il giocatore stesso. Fatto sta che il Napoli chiude questo mercato con il solo Tuanzebe. Come già detto, non è un giocatore affermato, non è un giocatore di livello internazionale che abbia già fatto qualche partita a livello europeo o qualcosa di buono, va bene, perché era un panchinaro, poi è andato a giocare in prestito, ho fatto vari prestiti, però voglio, non si, come si dice, non si giudica il libro dalla copertina, quindi piano piano lo riusciremo a scoprire questo giocatore e spero non sia il difensore che abbiamo visto contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ecco, su questo c'è da fare una precisazione, caro Lucianone, nelle partite che contano poco, dove il risultato, vedi con la Salernitana, è già ampiamente saldo, perché voglio, con la Salernitana era ampio il divario fra Napoli e Salernitana, anche con tutti gli indisponibili che c'aveva la Salernitana. Quindi fai giocare Tuanzebe, fai giocare Zanoli, con calma, fai giocare tutti questi giocatori e poi piano piano li veniamo a scoprire anche noi tifosi del Napoli. Però questa è la decisione di Luciano Spalletti, io mi auguro che possa farmi più minutaggio a questi giocatori nel corso della stagione. Allora, detto questo, perché poi c'è da parlare, perché voglio, se le altre si sono ampiamente migliorate, perché si sono migliorate tantissimo le altre squadre, c'è da dirlo, addirittura la Salernitana ha praticamente cambiato mezza rosa, c'è da fare veramente l'applausi a Sabatini, perché voglio, come fa lui il calciomercato lo sappiamo, conosce, ti porta di qua, di là, è un mostro, e io lo vorrei, sinceramente l'avrei voluto a Napoli un direttore tecnico in quel modo. E togliamoci Giuntoli dai coglioni, perché voglio, non ne posso più di Giuntoli, tutte le volte che va davanti alle telecamere rompe i coglioni, e poi ce l'ha con il presidente, e poi ce l'ha con i giocatori, e poi ce l'ha con i tifosi, e poi ce l'ha con i giornalisti. Cioè, un dirigente che sia un dirigente, prendete Marotta, prendi Arrivabene che passa dalla Formula 1, sempre famiglia Elkan, Exor, tutte queste cagate dietro, va alla Juventus e in nemmeno 72 ore, 70, comunque nemmeno 48 ore, facciamo 2 giorni, massimo 3 giorni, vabbè, piazza dei colpi clamorosi per la Juventus. Ora questi hanno i soldi, hanno i debiti, ma lo sappiamo, chi c'ha i soldi, i debiti non li guardano, quindi solo il Milan, io mi ricordo, per via del fair play ha dovuto rinunciare a un posto in Europa, solo loro, quegli altri no. Vabbè, detto questo andiamo avanti con il video, perché se no si parla solo di queste due squadre e non mi interessa. Però come detto, se le altre si sono rinforzate, il Napoli dove si è rinforzato? Perché c'è da fare il punto di domanda. Allora, il Napoli si è rafforzato a centrocampo, in difesa e in attacco. E tu dici, cavolo, ma Neapolis, ma cosa stai dicendo? Il Napoli ha fatto un acquisto per giunta a un difensore centrale. No, ora ci arriviamo, perché
manca poco alla fine della Coppa d'Africa. Koulibaly lo rihai a tempo pieno, quindi non è nemmeno da dire si è riposato, no, lui ha continuato ad allenarsi, quindi mentalmente, psicologicamente è sempre stato in campo. Ora non guardate quelli lì che per via di queste cavolo di nazionali hanno stoppato un'altra volta la Serie A, però la Serie B ha giocato, la Premier League ha giocato perché dovevano recuperare le partite, a differenza di quando qualcuno diceva no, non possiamo fermare il campionato perché come facciamo a fermare il campionato? C'hai 9 positivi ma non lo possiamo fermare, poi ti diamo il 3-0 a tavolino. Ma tutte quegli altri però hanno giocato e hanno recuperato già tutte le partite. Chissà come mai solo in Italia in Serie A non siamo buoni a recuperare delle partite. Detto questo, come detto, il Napoli in difesa si è rafforzato ed è molto con l'arrivo di Kalidou Koulibaly, Wagyu, Capitan Futuro, e poi a centrocampo si è rinforzato ulteriormente. Perché quando ritornerà Anguissa è come averci un giocatore in più, va bene? Perché tu per 2 mesi non ce l'hai avuti a disposizione questi giocatori e quindi vuol dire veramente tanto in più rispetto a quegli altri. Va bene, la Juventus ha comprato il centrocampista, ha comprato l'attaccante, però in panchina c'è sempre Allegri, Non è che ora che tu hai preso 2 giocatori e te ne sei venduti altri 2, Kulusevski che doveva essere un fenomeno a detta degli juventini, a parte che hanno fatto una trattativa con Paratici, tutto lo sanno tutto loro, perché la Juventus qualche soldo lo doveva riportare a casa a Torino e ci ho pensato Paratici. Cioè, queste sono cose che io schifo veramente veramente tanto, ma lo schifo è lo schifo totale, questa cosa qui. Poi ditemi voi nei commenti cosa ne pensate di questa trattativa Tottenham-Juventus, l'asse Juventus-Tottenham con Paratici dietro, con Agnelli, con tutti dietro, ditemelo voi, comunque ha del clamoroso questa cosa. Comunque detto questo, giovani, andando avanti con il video, stavamo dicendo, poi in attacco hai fatto un ulteriore acquisto, perché Osimhen lo puoi considerare un nuovo acquisto, perché tu l'hai perso per 2 mesi e benedetta Coppa d'Africa che Osimhen non ci è andato a giocare perché non si sapeva mai. Ora ho letto dovrebbe arrivare una nuova mascherina proprio per Victor Osimhen per migliorare l'attaccamento al viso, al volto, perché serve qualcosa in più per portargli più sicurezza al giocatore mentalmente, psicologicamente, perché è brutto dirlo, ma tu quando prendi un colpo alla testa in quel modo, tutte le volte che vai a saltare secondo me ci pensi. Comunque detto questo, poi volevo parlare del fatto che ci sono stati tanti giornalisti, Alvino, Auriemma, che hanno detto Vlahovic, la Juventus era il piano B, la prima opzione era il Napoli. Cioè io poi mi guardo intorno e dico, caro Carlo Alvino, ma tu veramente devo finire di stronzata insieme ad Auriemma? Ma la volete finire di dire puttanate ai tifosi del Napoli? Ma dove ti appari a prendere Vlahovic quando tu non puoi dare un aumento a Lorenzo Insigne, non puoi confermare lo stesso ingaggio a Lorenzo Insigne, non puoi confermare lo stesso ingaggio a Dries Mertens, non vuoi aumentare l'ingaggio a Fabian Ruiz, non vuoi aumentare a Koulibaly? Di cosa stai parlando? Ma di cosa volete parlare? Di cosa volete parlare? Cioè a questi che scrivono su internet, questi giornalisti della carta stampata e non, gli vorrei dire, ma secondo te Vlahovic veniva a Napoli? Vlahovic, secondo te, fra Juventus e il Napoli, dove vincere è più facile e dove non vincerai quasi mai un cazzo, perché io sono diretto e so chiaro, lo sapete benissimo, il Napoli quando poteva vincere non l'ha fatto, e sto parlando dell'anno di Maurizio Sarri, e spero che la lezione che abbiamo avuto con l'anno di Maurizio Sarri non si ripeta quest'anno, dove il Napoli arriverà con il coltello fra i denti alle ultime partite e si giocherà qualcosa di più importante, cosa da me scontatissima, perché il Napoli non lotterà mai per quell'obiettivo lì, l'abbiamo detto, l'obiettivo del Napoli è la Champions League, ma dopo che hai visto che la Juventus si è rinforzata e però bene o male l'Atalanta ha perso dei giocatori. Quindi io non lo so cosa ci sia con l'Atalanta sotto, perché è una cosa allucinante. L'Atalanta che può competere per un posto in Champions League, sei fissa in Champions League ormai da 2 o 3 stagioni, ora non mi ricordo quante,
Tu vai a ridimensionare la rosa, tu, vicepresidente, figlio del presidente, vai davanti ai microfoni e dici l'Atalanta è arrivata all'apice. Tu non lo puoi dire. Non lo puoi dire perché tu c'hai una tifoseria dietro. C'è una tifoseria dietro che ti spinge, ti compra i biglietti. E ho saputo che a Bergamo hanno aumentato i biglietti. Proprio perché l'Atalanta è diventata una delle 7 sorelle. Di cosa vogliamo parlare? Quindi, quando dite il Napoli era su Vlahovic, non dite stronzate per farvi aprire il link e prendere i soldi sul link che aprono. Dai, fatemi sto piacere. Fate bravi, rimanete a fare i tifosotti di provincia quelli che siete, perché voglio, sinceramente, quando io vedo queste cose su internet che attaccano la vergogna del calcio, la trattativa, sì, ci sarà qualcosa dietro, ma tu sei un giornalista, va bene? E perché Carlo Alvino è stato allontanato da Sky? A parte che disse devi morire, è un tifoso della Juventus, cose bruttissime da non dire mai davanti a una telecamera e mai augurare a nessuno purché siano della Juventus. Di cosa vogliamo parlare? Dai, quindi voto al mercato del Napoli di gennaio, voglio, è voto 6, perché bene o male, da come si doveva. Perché se tu stai a sentire tutti, Fabian va via, Koulibaly va via, chissà va via, chissà, il Napoli ha tenuto come sempre i big, a parte Lorenzo Insigne, che se n'è andato a Toronto, a fine anno però, quindi nemmeno questa. Però mi fa incazzare il fatto che tu Napoli non riesca a chiudere che sia una trattativa in 48 ore. Basta, voglio, basta. Se ci sono ulteriori aggiornamenti in serata alla chiusura del calciomercato, ci risentiamo con uno shorts, ora vediamo, o andiamo in live, ora vediamo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926, che dire più? Sempre Forza Napoli e ciao giovani!